Eccolo il nuovissimo mezzo 7 posti che servirà al trasporto di anziani e disabili di Borso del Grappa, donato al comune. Il servizio è a chiamata, oltre ad alcuni servizi che hanno invece una forma continuativa, perché i 4 ragazzi qui presenti oggi con piena soddisfazione sono occupati presso la cooperativa Vita e Lavoro di Castelcucco e giornalmente si recano al lavoro accompagnati da questi straordinari volontari che offrono il loro tempo a titolo veramente totalmente gratuito. Un segno di senso civico da parte dei volontari autisti che saranno coordinati dagli uffici dei servizi sociali del comune e da parte di chi ha contribuito all'acquisto del veicolo. La giornata di oggi in questo senso è proprio mirata. Un pulmino per le persone meno fortunate, contribuire come banca significa usare una parte dei margini che vengono prodotti durante l'anno per assecondare un bisogno, un miglioramento di un servizio importante.